Mettimi di nuovo. Viva San Marco, te lo sei perso prima, ho gridato in polmoni. È vero, il nostro... Che giorno sei oggi? 25 San? di aprile, anno domini San Marco. 2018. Ah, dove sono i miei amici? San Marco Evangelista. Viva! Sì, va bene, va bene. Ma quando si dimentica... Sì, ma se l'orario critico... Ma se l'orario critico in realtà su destra, sì. A dopo, a dopo. Bello, sei il migliore! Piazza! Va bene così! Facciamo. Faccio bene. No, bisa venire nih. Ada bukan ini juga. Bene Fiori, che tipo da lì si fa l'auto? Adesso arriva sul palco e dai un po' di soldi solo a
progetto Abiti Tradizionali Veneti, Asdemos Maiorum, con i Nicolotti e i Castellani. Signori, grazie e viva San Marco! Primo cittadino, Luigi Brugnaro, delegato alle tradizioni del Comune di Venezia, Giovanni Giusto. È il terzo anno che abbiamo l'onore di poter celebrare San Marco in Piazza San Marco. Nicolotti Castellani, mi permetto di dirvi, sui bastoni! Alto! Darby! Presentar! Mar! Onori e bandiera di San Marco! Alto! Darby! Presentar! Onori al primo cittadino della città di Venezia, nostra capitale! Bandera, por favor! ¡San Marco! Bandera, por favor! ¡San Marco! Bandera, por favor! ¡San Marco! ¡Viva de buena! ¡Yo también! ¡Prima! Armi, bandera! ¡San Marco! ¡Vale! ¡Vamos, Venecia! ¡San Marco! ¡Vale! ¡Vamos, Venecia! ¡San Marco! ¡Vale! ¡San Marco! Bene signori, un applauso a questi straordinari veneziani veneti accorsi in piazza per celebrare il nostro santo protettore. Io, Maldiva distrutta, a cui lei in fiamme così concordia, Battaglia, piangi i propri figli, e ti ricordi una promessa, una profezia. Pax, Tibi, Marce, Evangelista Meus! Pax, Tibi, Marce, Evangelista Meus! Non lontano ce ne andremo, mai più le spalle volteremo! In queste lagune il nostro Nimes! Non lo passo in più, non oltre, no! Ed io ricordo che pietra su fango e melma, e suborda il corpo e fatica del cuore, su questa nostra terra intrisa di vini e sangue, e di fossili colme di dolorosi ricordi. Io vidi in questa nostra terra il sangue diventare pietra, e gli alberi in navi possenti. Io vidi la forza incarnarsi nella potenza, e vidi l'aquila diventare leone, ed io ricordo, perché io sono il leone.
E questa è la mia città. Gloria a te, città del leone. Questa è la nostra città. Barbaro rancore si consumava un'era dove l'aquila volava alta nel cielo, bagliori rossi, gremisi lingue ad indicare dove il dramma si stava consumando, il dramma di un fuoco che sembrava inestinguibile, che neanche l'acqua di questo mare amico si temeva potesse averne ragione, di questo mare amico. In questo luogo si fa dimora interna, piccola alcova, come nido sicuro per genti alla ricerca della patria perduta, da non dimenticare. Così come quel nome, che piantato come seme prezioso nel cuore degli uomini era portato là, fin dove memoria poteva serbarne la forza. E quando null'altro ti resta, il nome diventa tutto, e a quel nome noi tutti ci aggrappammo come i naufraghi ad un legno. Venetia, nome amato, Venetia, antica terra, la Venetia perduta al di là di questo piccolo mare, la Venetia disperata in quella terra che oramai è confine, la Venetia che voleva risorgere. Venetia, Venezia. Benvenuti tutti a Venezia. Gente de mare e de terra. Venezia è stato de mar e stato de terra. E per cui oggi a San Marco siete tutti benvenuti. Noi vogliamo raccontare una storia nuova, che è una storia antica. Il Leone di San Marco rappresentava e rappresenta la prima repubblica in Europa. Qui c'è sempre stato una grande disponibilità all'incontro, ma anche la difesa della giustizia e del diritto. Si viene qua, ma si devono rispettare le regole di casa nostra. E qui noi le stiamo facendo rispettare, le faremo rispettare. Voi siete tutti benvenuti, tutti quelli che rispettano le regole di Venezia. E Venezia tornerà a splendere in questa grande terra del Veneto. Grazie a tutti e benvenuti ancora. Ben rivai nella vostra piazza, ben rivai a festeggiare il nostro santo patrono, San Marco, unico vero riferimento, unica vera guida per la continuità di quella che è una grande storia che non si sarà mai fermata e che continua e dovrà continuare, sempre e comunque nel nome di San Marco. Nell'828 due mercanti veneziani, Rustico da Torceo e Bon da Malamocco, che trafugà e spoglie di San Marco. E da là si incominciava l'orgoglio e la forza, sicuri di essere comunque protetti da chi dall'alto non ha mai storto l'occhio. E questo deve continuare e dobbiamo fare tutto il possibile perché nel futuro sia e rimanga sempre lui, San Marco. Abbiamo fatto un giuramento. Ti conù e non cotì San Marco, e torneremo sicuramente grandi. La piazza prima non c'era, adesso è nostra. La piazza è di San Marco, dei veneziani e dei veneti e tutti quelli che nel nome di San Marco
se li conosce. Per terra e per mare! Per terra e per mare! Per terra e per mare! Viva San Marco! Ora l'Italia dal Veneto! Ora l'Italia dal Veneto! Durante il Cinquecento, in scontri come quello di Lepanto, per persone grandi come Marcantonio Bragadin o Sebastiano Renier, il nostro è un piccolo tributo, un piccolo omaggio con la nostra pratica, che è quella di una scherma ovviamente dei tempi passati e che viene fatta però in sicurezza. Speriamo di divertirvi. Andremo a presentare un assalto di spada sola, dopo un esercizio didattico per far vedere come era insegnata la scherma nel Cinquecento. Faremo poi un assalto di spada e rotella, che è uno scudo rotondo contro spada a due mani, e infine un assalto a tre con spada e rotella, spada e pugnale e spada a due mani. Ben serviò a prepararsi i nostri servidori. Immaginemos su ponte della prova a Lepanto. Parte in completa sicurezza con armi senza fila, ma non posso assicurarti i buoni e usare anche a quelli che gara. che abbiamo fatto è una sequenza didattica tratta da un
Maestro d'armi Danilo Leo Lazzarini dell'associazione Astemos Maioru, stuntman, archeologo sperimentale. Adesso scoprirete che cosa ci porterà, cosa che ne farà conoscere qualcosa di straordinario. Preparemose. Maria paura di questa signorina. Messer Dato e donna Nati. E adesso vi spiego perché sta roba. Permettetemi di parlare in lingua l'italiano lo usa prima. Ascoltate che robettina simpatica. N'ago scritta a me, quindi la leggo. O Marte, o Bacco, o Fradei giurai, darne del godo uso paroni, mio prego, mio. Considerate che la specialità che abbiamo visto prima, gli antebrachi, a braccio protetto e bastone, si ritrova testimoniata nel 2641 a.C., tomba di Beni Hassan, bacino del Mediterraneo. Secondo i nostri studi, Venezia è stato un progiogo alchemico dove certe forme di marzialità ne si mai venivano manco. I nostri nonni trovavano molto piacere ad essere bastonai con i bastoni che viene chiamati il cornoler, cioè corniolo, bastone, sacro a Marte, perché capito, domenica non sapevamo cosa fare, sarà opportuno che si coppiamo le botte nei pugni. E guardate bene a vedere lo spirito veneto, perché quando che parlo di Venezia, ricordate, parlo della Venezia. La Venezia, che è il territorio che va da 60 km a Milano in Istria, quella è la Venezia. Venezia che raccolge semplicemente il pomo, il seme, ecco, bravi. Non si mai limitare i confini, e non dobbiamo mai limitare a portare San Marco e dare opere. Bene. E il bastone con cui si divertiva era solo poter fare qua. Ma considerate lo spirito, perché davvero si copava. Una volta un patrizio veneziano domandava a un doge dei Nicolotti, così ne chiamai, per fare uno spettacolo dentro a sua villa. Preparava un ponte e il doge dei Nicolotti gli dice: ma che c'è gente che viene a vedermi? Patrizio no, facciamo solo per me amici e qualcun altro. E lui ha risposto: il mio compito non è quello di spaccare a bocca i castellani, ma quello che la gente possa vedere al mio orario. Questo è il spirito veneziano. E questo è quello che non andiamo un po' davanti. Mio umilmente, con l'aiuto dei miei amici, riproviamo a riprodurre quella che c'era, l'antica lotta tra castellani e nicolotti, come se veniva fuori. Quella che mi piace di più perché ne è molto è questa. Circa nel 600 c'è stata una lotta tra Eraclea, che era un'isola, e Jesolo, che era un'isola. E si cadano era le volte, nella parte che c'era il cavaliere, l'ordine militare, e dalla parte di Jesolo che c'era l'ordine invece religioso col vescovo. Non che si sta vinti i vincitori, ma è stato un massacro. E ha capito però che né Jesolo né Eraclea c'era opportune come punto di difesa e quindi si rifugiava mai a poco. Quando è nata la Civitas Rivo Alti, l'antica divisione tra eracleiani e gli esolani si sta manifestata tra lui dell'Arsenale e Nicola dei Mendicoli e Nasemai veniva manco. Quindi quell'antica lotta tra castellani e nicolotti portava fuori lo spirito rustico, guerriero del cittadino in armi da Repubblica che la Venezia, tanto unita
all'esterno, quanta divisa romanticamente all'interno, perché mi piace questa divisione all'interno. Se beh, vuol dire che siete vivi, perché quando non si ha un periodo di competizione vuol dire che siete morti. Però nel momento che c'era il nemico esterno, nessuno mai caria osa dire sì ma mi sono Nicolotto, sì ma mi sono Castellano, perché uno c'era il popolo e uno c'era la patria. Signori, vi posso vedere gli altri. Prima del scontro che c'era una serie di insulti, anche piuttosto pesanti. Prima dello scontro, la pulizia della moglie, e tra piuttosto parole pesanti che aveva bella antica e corrette quante, ma la manifestava in tre posizioni principali. Allora, privava vivendosi una forma delle parole, perché era più. A un certo punto si scontrava il termine a mostra i paluani che avevano le cose, ma c'erano i personaggi centrali, che avevano maggiore consapevolezza, si scontrava. Quindi cominceremo con la mostra, l'assalto dei campioni. Noi Castellani! Vivo il cuore come un drago! Vivo il cuore come un drago! Guarda che cago! Che bentorno, guarda che cago! Proprio grandi stanchi! Se colpemo tutti! Dai Nero, spaccalo! Spacca che non potete ciappi resto! allora, quasi un rio. Quindi ragazzi qua, un programma, il mio tasso dei veri nazionali. È vero che l'ambiente di Sabati, quindi esistevano le nazionali, ma io avevo i piccoli di nostro non mostrati come si vedeva. Ma beh, ora, l'Italia a mostra, cioè l'era di campione, mi nomino con Paluani. Cuba! Sai che finisse qua! Cuba! Nero! Per 4! Paluano! Per 4! Manca uno! Quindi fa servire la garanzia iniziale, qual era? per battaglia di conti, corretto per modo di dire. Quindi era
e catene. Fatemi un altro esempio. Simbolo del futuro sarà per 4. posto che non si rompe. Questo che mette. Ogni catena rappresenta un etenuante. E i veneziani che avevano ben chiaro in testa che prima deve essere cosa che vincola dal punto di vista della libertà, della cosa che vincola dal punto di vista della fratellanza. E questo in questo momento sarà il nostro limes, cioè la nostra frontiera, come che i castellani il numero 8 dovrà superare per avere la vittoria. Osservate! Castellani! Vittorio! Siamo pronti? Allora, come che vedi? Succedeva esattamente così. Al vincitore, in questo caso sarà d'accordo Marco Boaldi, non credo per l'alzata di mano, ma faremo pari a pari tra Graziani e Bordi, Federico Sigliani e il ritorno d'oro, a simbolo della vittoria che la prossima volta verrà consegnata. Questa volta, siccome tutti loro hanno vinto, capo di Graziani, capo di Bordi, Federico Boaldi, per consegno che il ritorno d'oro, a chi che vuoi qua, levati là. Vai, ringrazia. Marco!
E vabbè, questo è storico. L'animazione unità del nuovo evento nel 1948 davanti alla Basilica di San Marco la sciarpa nera da andare insieme davanti a San Marco, alla dimostrazione che solo che uno del popolo bene. A Roma. E te, un altro minuto, uno soltanto, quando salivo che questa è la caffè del popolo. Dicono che riprenda 1200 anni fa, tale Maria, Campione di Mose, Orso, siamo nel 1940 circa, innamorata di tal Tancredi, che però mi aveva in agio un pelino basso per dire cose. Allora tale Maria, detta Bucana, aveva consigliato a Tancredi di andare a combattere i paladini, i saraceni, nel complesso della gloria. Si è corretto della gloria, ma le stanche ferito a morte. La sera si ha solo lo stretto e a rosa bianca si è sporcato rosso e gli aveva consegnato il suo amico a Maria. Il giorno dopo a sera suicidato e aveva trovato la morte. Da quel momento in là ogni amato consegnava non solo la propria donna, ma la donna che più rappresentava per lui suo uomo. E mi sarebbe permettito fatto un piccolo complimento, piccolo, ma che anche a me, come tutti voi altri, che la persona a cui fa il dono, anche a me, come tutti voi altri, si innamorai della cosa. E sono sicuro che ne capire. Dove sia Rosa? Oh, ci vuole che parto? In questo momento sono Tancredi. Che di questa rosa il bianco, colore, e sia complice, come amico sincero, e come su pagina di libro prezioso su questo bianco, scrivere con quel rosso liquido che dal mio cuore e sulle spine e sulle rose generoso si spande, che se l'amor un nome avesse, quel nome sulle mie labbra tu sarebbe. E sia questo il mio dono per te, mia signora, mia regina, Venezia! Castellani e Nicolotti! Pubblico! È stato un onore e un piacere! Grazie ragazzi! E grazie a tutti, grazie a Domani Giusto, a Tommaso, ai prodi fanti del nostro glorioso esercito, mai battuto solo il tradimento in era battuto. E speriamo di essere uno sempre. Signori, è stato veramente un piacere. Ciao! Bene signori, un altro applauso a Danilo Lazzarini, Anselmo Masmaiolum, i Nicolotti, i Castellani e la Gloria Veneta. Ci sono le tante emozioni. Tommaso, un altro siamo pronti per questo pubblico, questo popolo, questi aristocratici. Mamma Venezia! Mamma Venezia! Mamma Venezia! San Marco! C'era anche Doge Partecipazio, giusto? Che da lascia a noi partecipazione. Guardate un attimo. Alzate sulla bandiera davanti. Non è la stessa? Sì. E allora quella l'abbiamo tirata su stamattina con le celebrazioni di San Marco della nostra festa. Quella bandiera lì è la bandiera di quella città, è la stessa bandiera che quella gente, è identica. Quella è la nostra storia, De Mar e De Terra. Sentì cuoccolai dai bandiere di San Marco e dai campane del Padron de Casa. Che emozione, signori!